Abbiamo assolutamente bisogno di ricominciare insieme per risollevare le sorti del nostro Paese. Ricominciare insieme significa ricostruire un rapporto fecondo tra le istituzioni, il Parlamento, il Governo e i corpi sociali, così come sono stati rappresentati e che purtroppo furono rottamati in questo rapporto dall'allora governo Renzi. Ricominciare insieme significa avere un rapporto continuativo, non soltanto in campagna elettorale, con chi rappresenta le esigenze sociali, le esigenze produttive, le esigenze professionali di questo Veneto. Ricominciare insieme significa anche sicuramente porre al centro l'interesse nazionale in ogni nostra azione. Quindi è innanzitutto in questa fase sopperire alle esigenze di chi ha avuto una bolletta troppo cara e dobbiamo farlo ora, prima ancora che nasca il nuovo governo, perché in questo momento noi chiediamo a chi può farlo e soprattutto all'Europa di fare un tetto al prezzo del gas assolutamente necessario per calmierare il mercato e nel contempo di disallineare il costo dell'energia elettrica dal costo del gas, perché non tutta l'energia elettrica, solo una piccola parte è prodotta dal gas. Negli altri casi si creano degli extra profitti assolutamente illegittimi. Il nostro governo è intenzionato a proseguire in questa strada e i primi 100 giorni saranno dedicati tutti alla crescita e per farlo utilizzeremo anche le risorse del reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza va abolito subito, salvo per quelle categorie che sono necessarie, ovviamente per chi non può lavorare, per chi ha una famiglia numerosa a carico, perché la natalità è al centro della nostra attenzione, ma per il resto bisogna spostare le risorse per creare nuovo lavoro e incentivare il lavoro e quindi taglio al cuneo fiscale, soprattutto a vantaggio di chi è il lavoratore per almeno 2/3 e 1/3 per l'imprenditore, sicuramente cominciare a fare la flat tax incrementale su reddito incrementale rispetto ai 3 anni precedenti, flat tax del 15% e ovviamente l'estensione delle agevolazioni fiscali da chi ha un reddito di 65.000 euro a 100.000 euro e soprattutto premiare chi crea nuova occupazione. Noi sappiamo come fare. Abbiamo il dovere di farlo perché ereditiamo un Paese in enorme difficoltà, con un debito pubblico che è cresciuto a dismisura in questi anni, il 150% del prodotto interno lordo, 2.700 miliardi di euro, una cifra impensabile e insostenibile. Per questo conti pubblici a posto, basta con ulteriori scostamenti di bilancio, con ulteriore indebitamento, rimettiamo in moto la crescita e grazie alla crescita riprendiamo a creare occupazione e reddito e in quel modo sì potremo risolvere le sorti economiche, produttive, sociali e morali del nostro Paese.